Oggi, 6 maggio, ricorre la giornata mondiale della sicurezza stradale. In occasione di tale ricorrenza, il gruppo Riolo mette in campo una serie di iniziative legate all'educazione stradale. Solo informando, afferma il gruppo Riolo, possiamo mettere i giovani nelle condizioni di capire cosa succede se abbassano le precauzioni. L'educazione e la sicurezza stradale entra così nelle scuole. Insieme all'associazione Ollus, Emanuele Teresi, studente del liceo scientifico Basile, morto a 17 anni in un incidente stradale in via dell'Olimpo a Palermo, ha predisposto un ciclo di conferenze in collaborazione con diversi istituti scolastici di Palermo allo scopo di ricordare ai giovani quanto sia importante la prudenza al volante in occasione della giornata mondiale sulla sicurezza stradale, che scade appunto oggi, insieme a tante iniziative che prenderanno il via durante l'anno in corso. È un modo per educare i ragazzi alla prudenza, perché spesso non c'è via di ritorno a un incidente stradale che alle volte lascia anche dei segni fisici. Dobbiamo mettere i giovani nelle condizioni di sapere cosa li attende in caso di incidente stradale, racconta appunto Yolanda Riolo, CEO del gruppo, in quanto molto spesso ne ignorano le conseguenze. È importante che abbiano tutti gli strumenti per capire cosa succede se si abbassano le precauzioni. Ecco perché abbiamo pensato di comunicare con i giovani, perché senza la comunicazione non c'è futuro. Un percorso dunque volto a sensibilizzare quante più persone possibili e contribuire a limitare la cronaca che sempre più spesso ci restituisce tragedie legate all'influenza. Per noi è una forza, afferma il CEO del gruppo Riolo, il valore sociale dell'informazione alla collettività che ci sta intorno per noi è una priorità, in quanto teniamo al territorio in cui viviamo e vogliamo dare anche noi il nostro contributo per la sicurezza stradale dei giovani. Il tema è importante affrontarlo non limitandolo ai ragazzi, perché il tema della sicurezza stradale è un tema trasversale, quindi prende dai pedoni agli anziani tutti. Devo dire che dalla mia esperienza, nata purtroppo per un evento luttuoso dopo aver perso un figlio in incidente stradale, credo che l'apprendimento dei piccoli è fondamentale, perché rappresentano in sé per sé la purezza, diciamo, del crescere. Che sì, è vero che le strade sono malmesse, che non si fa la manutenzione stradale, però è pur vero che quasi il 90% degli incidenti è per causa di errore umano. E in quest'ultimo periodo la crescita e l'attenzione per la sicurezza stradale anche nelle parti automobilistiche è massima. Io negli anni di questa mia attività non saprò mai se riuscirò a salvare una vita, ma per questo non mi fermo, anche in funzione del fatto che mio figlio, 4 anni prima di andare via in un incidente stradale, preciso lui era un trasportato, quindi senza nessuna colpa, aveva scritto una poesia meravigliosa che è una poesia sulla vita, è un inno alla vita. Ogni giorno assistiamo quotidianamente a incidenti mortali, dove i giovani e meno giovani perdono la vita. Possiamo fare qualcosa? Sì. Perché non la facciamo? Prima avevamo la scusa che non c'erano i soldi, adesso ci sono i soldi. C'è un'incapacità di progettare, c'è un'incapacità di prendere delle azioni decisive per far crescere i nostri figli in sicurezza. I ragazzi vengono sensibilizzati quasi esclusivamente nell'ambiente scolastico. Devo dire che non sono molti i formatori, e i formatori che ci sono non sono tutti qualificati a fare questo tipo di attività. L'educazione alla sicurezza stradale non serve per evitare le multe, ma serve per evitare dolore a chi ci aspetta a casa. Abbiamo predisposto un ciclo di conferenze in collaborazione con gli istituti scolastici, allo scopo di ricordare ai giovani la prudenza e soprattutto che non c'è via di ritorno da un incidente stradale, perché spesso lascia dei segni anche fisici. Dobbiamo mettere i giovani nelle condizioni di sapere cosa li attende in caso di incidente stradale. Loro non hanno ancora fatto questa esperienza. Mettiamoli noi a conoscenza di cosa potrebbe accadere se abbassano le precauzioni. Molte vittime possono essere risparmiate grazie agli ADAS.
gli aiuti alla guida che oggi sono presenti in gran parte delle auto che vendiamo noi, ma delle auto in commercio in generale. Chiaro che più sensibilità c'è all'interno del marchio automobilistico su questo argomento, più questi dispositivi sono preponderanti all'interno dell'auto. Sicuramente il fatto di essere in tanti all'interno del gruppo Riolo per noi è una forza, quindi ci poniamo questo valore sociale dell'informazione della collettività che ci sta attorno. Noi ci teniamo al territorio in cui viviamo e vogliamo dare un contributo.